Via la campagna vaccinale per l'influenza e il Covid. Parte questa settimana per gli over 65 per proteggere i soggetti fragili dalle complicanze dei virus stagionali e ridurre così anche gli accessi al pronto soccorso. La vaccinazione antinfluenzale non crea nessun problema, ci protegge dall'influenza che quest'anno sarà ancora più dura dell'anno scorso e per cui il messaggio è: mi raccomando, o nei centri vaccinali nostri quando inizieremo più avanti, ma soprattutto dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, andate e vaccinatevi. Tutto il resto della popolazione potrà vaccinarsi a partire da metà ottobre. Il portale dedicato alla prenotazione sarà attivo non appena il vaccino sarà disponibile. Un messaggio che mandiamo ai vecchiotti come me che hanno compiuto i 65 anni: vaccinatevi, lo fate per voi, lo fate per le vostre famiglie, lo fate per i vostri familiari, proteggete voi, ma proteggete anche ovviamente i vostri parenti. I due vaccini, quello anti-influenzale e quello contro il Covid, potranno essere somministrati nello stesso momento. Per i bambini dai 2 ai 6 anni disponibili dose di vaccino in spray nasale. Per facilitare l'accessibilità alla vaccinazione, la Regione ha previsto inoltre la programmazione di 2 Open Day in cui saranno organizzate da tutte le ULSS sedute vaccinali dedicate. L'anno scorso eravamo intorno al 56-60%. Quello che noi vorremmo arrivare ovviamente è superare il 65% della popolazione over 60 che si vaccina. Deve passare una comunicazione come dire, positiva, che vaccinarsi non significa fare chissà che cosa, significa proteggersi.